Ed ora è la volta invece di una voce maschile. Lui è il nostro concorrente numero 16, Alfredo De Clesis, un cantante di 31 anni, nato a Napoli e vive a Napoli. È un tecnico luci, mostra però un certo interesse per la musica, per l'arte e per la letteratura. Ha partecipato al premio Mario Musella. Questa sera ci farà ascoltare un brano di Fedora Mingarelli dal titolo Un'ora sola ti vorrei. Per voi Alfredo De Clesis. E poi? Buonasera a tutti. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia. Per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora dei baci miei, che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Quando penso a te vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei, che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei, che cosa sei per me. Quando penso a te vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei, che cosa sei per me. Grazie mille. Un applauso alla bellissima
alla voce di Alfredo, ma anche alla sublime interpretazione. Grazie. Complimenti. Vorrei rubare un secondo per ringraziare i tecnici, i miei cari amici, I tuoi colleghi? i miei colleghi. Allora, prima cosa il padrone del service, Vincenzo Meo, Fast Service, poi Polla e l'accoglienza degli abitanti di Polla, cioè ci hanno fatto mangiare dire e dire, cioè i sono venuti a camera, confermo. Era sick 3 giorni fa. Comunque voglio ringraziare i tecnici, alle luci, Pacifico Rainone, Maurizio Cincotti, Un applauso anche al nostro e Maurizio Martin Cincotti. al backline. Grazie mille. Dove vai? Dove vai? Devono votare per te. Volevi già andare a cena, è presto, insomma, è emozionato. Come dire pure la mano. Hai mai pensato di fare il comico? È modicino, è invece lo cantante. Però dai, è una bella lotta, insomma, tra le due discipline. Ed allora votiamo per l'esibizione del nostro cantante. 8, 7. Grazie mille. Non andare via, devono ancora votare. Ovviamente la curva B non è d'accordo. Guarda, facciamoci un giro, così loro ci pensano meglio. Un po' su con questi voti, vi tenete un po' bassi, cari giurati. Siete alquanto parsimoniosi. Riconquistiamo il centro del palco, votiamo per il talento di Alfredo. Abbiamo un 9, un 9 e un 7. Grazie mille. Visto che i voti sono un po' saliti. Meno male, è vita tua. Adesso mi devi una cena. Vabbè, ti vengo via e ci porto con me. Va bene. Allora vi saluto. Ancora un applauso. Dammi una nota, ma. Grazie. Buonasera.